Da comandante di Vanca Treviso, questa stanza è fondamentale per cercare di combattere la violenza contro le donne. Sì, siamo orgogliosi di poter presentare oggi la stanza tutta per sé, realizzata in collaborazione con Sor Optimis, e di inaugurarla a Palazzo Zuccareda, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso. In particolare la stanza dà a noi carabinieri la possibilità di fornire un servizio sempre più efficiente e qualificato ai cittadini del capoluogo e del comprensorio, ma soprattutto dà la possibilità alle persone che vivono situazioni di disagio, di fragilità, alle donne vittime di violenza, ai bambini, di trovare un ambiente sicuro, protetto, confortevole e in cui essere accolte da carabinieri che sono formati per questi odiosi reati. Uno dei progetti che il Sor Optimis Club di Treviso porta avanti è questo della progettualità della stanza tutta per sé. Stanze tutte per sé sono queste stanze accoglienti dove può essere raccolta la denuncia delle donne che subiscono violenza presso di solito l'Arma dei Carabinieri o le forze dell'ordine in generale. Le stanze sono costruite rispettando le 3A, accoglienza, appunto creando un ambiente accogliente, protetto, colori tenui, con presenza di giochi per i bambini, luminoso e ascolto e aiuto proprio da parte delle forze dell'ordine preparate per questa. Sembra un po' quasi una legge del contrappasso. Da una parte abbiamo tutte queste iniziative, c'è questo senso civico che aumenta, sicuramente rispetto anche a pochi anni fa c'è una sensibilità da parte delle istituzioni, da parte del comune cittadino. A fronte di questo però abbiamo dei dati sconfortanti sugli episodi che accadono. Si parla anche di rivedere le norme e questo evidentemente forse è necessario perché comunque emerge la necessità che tutto venga fatto in via preventiva, cioè bisogna in qualche modo allontanare, eliminare le situazioni di pericolo e soprattutto creare intorno alle persone, alle donne, veramente una rete di protezione che evidentemente è più efficace di quella attuale, perché abbiamo visto anche di recente persone che pur colpite da provvedimenti, allontanamenti, divieto e quant'altro, però sono arrivati non solo facendo violenza sulle donne, ma la cosa ancora peggiore, veramente inconcepibile, anche sui minori, sui figli, quindi veramente diciamo che se ne è fatta di strada ma ancora ne rimane parecchio e questo è un segnale importante perché comunque capire che le forze dell'ordine sono in prima fila per ascoltare, dare aiuto, indirizzare.